Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Siete curiosi di sapere dove sono? Allora, aiù, vieni che ti conto. Guardate che bello, che meraviglia, che splendore. Questo è il mare di Sardegna. Mi trovo esattamente a Porto Tramascio, una delle spiagge più vicine al mio paese. Ci impieghiamo un'ora per arrivare qua, così come alla spiaggia di San Giovanni, del comune di Muravera. Qua ci troviamo a Villa Puzzo. L'acqua è molto bassa, quindi adatta per i bambini, per un lungo tratto di spiaggia, di costa. È pulitissima, limpidissima, con dei colori incantevoli. Ci sono anche degli scogli. La spiaggia è lunghissima, se volete, ci sono proprio sulla spiaggia due locali che forniscono panini, insalate e quant'altro per brevi spuntini o pranzi abbastanza leggeri, ma anche graziosissimi ombrelloni e sdrai. Gli ombrelloni sono molto particolari, molto caratteristici. Oggi è una giornata di riposo all'insegna dell'ozio, raccontando e commentando il mio recentissimo viaggio a Malta, di cui sono stata protagonista assoluta, dal momento che le due persone che dovevano venire con me non sono più venute, e sono sinceramente contenta così, perché ho potuto godermi al meglio queste giornate. Sono state intensissime e ho potuto utilizzare la lingua inglese, che ormai è quasi completamente ossidata, ma sufficiente da avermi permesso di essermi spostata da sola, quindi onori e oneri tutti miei, che non devo condividere con nessuno. E quando si viaggia in compagnia e la compagnia è buona, i viaggi sono molto interessanti, molto divertenti, ma se la compagnia non è delle migliori, allora è meglio andare soli. E alla fine, tirando tutte le somme, sono contenta così. E di questo ringrazio mio padrino, perché a gennaio è venuto in vacanza con suo fratello e mi aveva chiamata da Malta dicendomi: devi assolutamente venire perché qui ci sono dei templi meravigliosi che sicuramente ti piaceranno, così come tante altre, e la chiesa di San Giovanni che devi assolutamente visitare, perché ci sono due importantissimi quadri di Caravaggio. Aveva ragione, ho seguito il suo consiglio, avevo un bel gruzzolo, un regalo di compleanno del compleanno scorso, e una parte anche di 2 anni fa, perché io sono una brava risparmiatrice, sembro con le mani bucate, ma in realtà non è così, e quindi il viaggio è stato un regalo suo. E viva i padrini, sono contenta perché non ho avuto la fortuna di avere la madrina ufficiale. Qui mia madrina, la moglie, era in attesa quando io sono nata, ma è come se mi avesse battezzata, e sino a oggi è stata più di una madrina. Quindi ai miei cari padrini un abbraccio fortissimo. Come ho detto in un altro video, ho dedicato principalmente le mie giornate a Mario, mio marito, e a Sergio, che ha condiviso con me tanti momenti felici, un compagno di viaggio eccezionale, così se ne trovano pochi. Speriamo di ricominciare presto un altro viaggio, ma infatti siamo qui per parlare di Malta e soprattutto per organizzare un nuovo viaggio, anzi ne abbiamo in mente più di uno. Noi proponiamo, un meme diceva sempre: l'uomo propone e Dio dispone, e anche il nonno Boy ci diceva così, il stesso proverbio. Godetevi questa panoramica. Vi ricordo che la Sardegna vi aspetta. Per chi non è sardo, venite a trovarci, per chi è sardo venite a trovarci ad Esterzili, oppure agli amici, organizzatevi, proponete, noi siamo sempre disponibili per una giornata insieme o per qualche giorno insieme. Vicino a me c'è mio nipote che si fa 2 risate perché mi dice che faccio troppo ridere quando dico aio, vieni che ti conto. Siamo molto felici, anzi felicissimi, perché oggi è nato un nuovo nipotino, un nipotino acquisito. Tanti auguri a Stefano, e so che anche lui, che per lui sarò una zia come per il suo fratellino, che mi fa sempre sentire importante ogni volta che li incontro. E che altro aggiungere? Le immagini del mare di Sardegna parlano da sole. Noi adesso ci riposiamo ancora un po'. Io mi sto prendendo la testa con questo vecchissimo cappello,
ma come ho detto a Mario che dice tira din dedu, candida in guergungia, ma dico senti tu i vecchi cosa fai? Li prendi e li butti alla spazzatura? Questo è un cappello che ha la sua storia, racconta del maschio angioino di Napoli che quando siamo arrivati lì, appena sbarcati dal porto e poggiati i bagagli in una affittacamere prenotato mentre ci stavamo recando dal porto alla camera, e quindi immaginatevi l'organizzazione. Era l'unico nome che avevo, l'unico locale che avevo individuato quando ero ancora in Sardegna. Ho cercato di fare memoria, li ho chiamati, c'era la camera affittata subito, due passi dalla piazza della Comune di Napoli, e quindi appena arrivati alla fermata dei bus Mario ha fissato il berretto per non spogliarsi, per non cucirsi la testa. Mi ricorda molto i berretti di cappellini di Berlusconi di quando andava in vacanza. Lo sapete che io l'ho tifato per tanti anni, anche se ci sono delle colleghe, delle amiche che sostengono ma ha rubato un sacco di soldi allo Stato. Sì, ma quanti soldi al nostro Stato ha versato e quanti politici corrotti hanno rubato e basta. Per cui ben venga l'onestà, ma se proprio dovete commettere qualche illecito, almeno fate sì che ci sia un tornaconto per la nostra Italia. Siate sempre onesti, perché l'onestà paga sempre. Non sto assolutamente dicendo che vanno premiati o che hanno merito coloro che rubano, sia ben chiaro. Sapete che noi, se possiamo, cerchiamo di essere sempre onesti, perché il buon Dio che sta lassù poi ripaga, c'è il karma e tutto torna indietro. Un saluto a tutte le mie amiche, gli amici. Per noi questa è la prima giornata di mare insieme a Mario, perché la prima giornata siamo arrivati al mattino presto, pranzeremo davanti alla spiaggia in un ristorantino che c'è qui, non ci eravamo mai stati prima, non ci siamo mai stati prima, per cui questa sarà una novità. Avevamo bisogno di questa giornata di riposo, domani sarà, se Dio vorrà, una giornata invece dedicata al lavoro, al giardinaggio, così evitiamo di pagare un giardiniere con quei soldini, e quei soldini li spenderemo in giro per il mondo. Bene, è tutto, un bacione e Claudia di Malta, ciao, un abbraccio grandissimo dalla mia Sardegna. Il suo Hotel Castiglia, che io ho chiamato Castello, ma è Castiglia, ve lo consiglio perché è bellissimo e loro sono fantastici. Ciao! Hotel Castiglia di La Valletta. Ciao!